Cari telespettatori, ben ritornati e il Salone Nautico Internazionale di Venezia continua, come vi avevo già preannunciato più volte. Abbiamo avuto il primo weekend dedicato e veramente molto visitato, domenica poi in modo particolare, ma anche sabato è stato un successone. Per chi se lo fosse perso, avesse solo visto qualche frame televisivo, c'è ancora l'opportunità, venerdì 12 sino a domenica 14, ma opportunità di vedere che cosa, di cogliere quali aspetti della nautica. Parliamo poi anche della laguna. Beh, veramente alcuni molto interessanti, perché poi ogni giornata, ogni momento, ogni ora ha un tema diverso nell'ambito di quella che sono gli eventi, la convegnistica, ma poi abbiamo tantissimi padiglioni, tanti stand, tanti partecipanti, veramente un'occasione straordinaria, barche in mare e non soltanto. Possibilità poi di compravendita, questo è un altro aspetto importante che alcuni ci hanno chiesto, quindi non è soltanto un'esposizione fine a se stessa, ma si può fare anche un certo, tra virgolette, business e c'è una certa anche notevole convenienza. Insomma, alla portata di tutti, quello è il messaggio che vuol dare il Salone Nautico di Venezia, un'apertura grande, rendere un'attività di mare fruibile e agibile a tutti, a tutte le generazioni. Ne parliamo con i nostri ospiti, ve li ripresento, quindi ben ritornato con noi Mauro Poletto, Salone Nautico di Venezia, che sarà la voce che ci aiuterà a comprendere, facendo un sunto delle puntate precedenti, delle 3 giornate precedenti e annunciandoci quello che ci aspetta in questo weekend, che almeno dovrebbe essere bel tempo, speriamo, bellissimo, insomma, bellissimo, ecco, straordinario, come quasi quello passato, e gli altri ospiti. Allora, abbiamo innanzitutto Giorgio Simonetto, direttore generale Veneto Innovazione, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Una presenza importante perché con lui potremo capire fin dove l'innovazione arriva, anche applicata alla movimentazione in ambito nautico. Ci sono delle novità molto importanti, Veneto Innovazione ha un ruolo strategico in questo senso. E poi portiamoci anche agli sport d'acqua e abbiamo qui Eliana Argine, presidente Surf Club Venezia, ci porterà degli sport nautici, anche molto particolari, ben arrivata anche a lei. Grazie. E Alberto Tuctan, Meteor Sharing, per la vela. Una vela è delle iniziative e manifestazioni che comunque possono essere molto piacevoli e aperte uomini e donne, insomma lì vedremo, ci sono anche delle chicche da comprendere. Allora, vediamo subito di capire cosa è successo il weekend precedente, che tipo di riscontri avete avuto e che cosa si preannuncia questo venerdì, sabato e domenica. Allora, il salone è aperto venerdì 5, quindi si è protratto la prima parte per 3 giorni. Barche in mostra, ovviamente si parla di una fiera, quindi aziende che espongono imbarcazioni e si rivolgono a un pubblico interessato ad acquistare l'imbarcazione o a cambiarla o interessato a valutare un'imbarcazione per quello che sarà poi un possibile acquisto futuro, ma anche di portisti che cercano accessoristica, che cercano abbigliamento, che cercano servizi, quindi marine, porticcioli turistici, e poi ovviamente gli sport d'acqua, perché lo sport d'acqua è in genere il primo gradino per chi poi si interessa alla navigazione e quindi eventualmente acquistare la barca. Cosa è successo nel primo weekend? È successo che in un contesto economico delicato in cui la nautica soffre particolarmente, il Salone Nautico di Venezia ha registrato un boom di visitatori. Un boom di visitatori che ha dato dei riscontri molto positivi anche alle aziende che espongono. Per cui molte aziende che espongono e che hanno fatto dei grossi sacrifici per essere presenti perché la situazione è delicata, hanno avuto un riscontro in termini di vendite, sono riusciti a vendere imbarcazioni, quindi innanzitutto già nel primo weekend molti di questi sono pagati la partecipazione alla manifestazione, quindi con la speranza poi di avere degli utili interessanti nella seconda parte del weekend, ma poi appunto al di là di vendere hanno fatto importanti contatti con possibili compratori. Ricordiamoci che poi una fiera in certi casi è uno strumento di comunicazione per cui si concretizzano affari commerciali più avanti. Quindi manifestazione già riuscita, molto bene in un contesto generale difficile. E alla parte commerciale poi si è affiancata la parte convegnistica, perché un salone non è solamente un momento di incontro tra una offerta di un prodotto e il possibile acquirente di questo prodotto, ma anche un momento di dialogo, di confronto tra i diversi soggetti che operano. Ci sono stati diversi convegni, poi magari ne parliamo, prevalentemente dedicati al turismo, perché il turismo nautico è stato un po' il focus della parte convegnistica del primo weekend del Salone Nautico.
e poi insomma adesso abbiamo un secondo weekend, le previsioni del tempo danno molto bello, ci attendiamo quindi molta gente anche in virtù del passaparola che c'è stato in questi giorni, che credo sia stato molto positivo, quindi, e anche in virtù di convegni molto importanti che si terranno. Vogliamo anticiparne qualcuno? Perché so che c'è un'apertura poi anche ai più giovani, no? Molto importante. Sì, devo dire che il programma dei convegni è particolarmente interessante, cioè fino a domenica ci sono tra mattina e pomeriggio, quindi da venerdì a domenica, convegni molto interessanti e molto legati a delle particolari tematiche. Venerdì mattina si comincia con un convegno dedicato alla sicurezza in mare, dedicato prevalentemente ai giovani delle scuole medie superiori, che sono i ragazzi che usufruiscono della barca a Venezia e nella Laguna Veneta in modo particolare. La barca è un po' come il motorino, e ahimè certe volte, anzi in certi casi anche spesso, utilizzano la barca con l'incoscienza con cui certi ragazzini utilizzano il motorino, e quindi l'attività di prevenzione, soprattutto all'inizio della stagione estiva, cioè all'inizio della stagione quando la gente poi utilizza la barca, è molto importante. Manifestazione importante perché coinvolge i vari assessorati comunali, coinvolge una società che si chiama Vento di Venezia, molto attiva nell'ambito della nautica nella città di Venezia, e tutte le istituzioni, dalla Polizia Municipale alla Guardia Costiera, dal Magistrato alle Acque alla Guardia di Finanza. Insomma è un lavoro in team fatto per i giovani, ma anche per i neodiportisti, per permettere loro di usufruire correttamente del mare. Nel pomeriggio ci sarà un altro convegno particolarmente importante, poi ne parleremo, anzi ne parlerà chi mi sta vicino in maniera intanto più quello della dettagliata. mattina alle 10:30, Alle 10:30. quello del pomeriggio invece? Invece si parla di mobilità sostenibile, in particolare dell'idrogeno, ma non solo dell'idrogeno, grazie a un importantissimo partner di questo salone nautico che è Veneto Innovazione e Hydrogen Park. Perfetto. Poi nei giorni successivi si parlerà di verso cos'è? Metà pomeriggio, verso le 15? Comincia alle 14. Alle 14, ecco, si no, protrarrà lo dico per perché tutto il magari chi pomeriggio. fosse interessato giustamente ha un po' una panoramica degli orari strategici per arrivare. Le fasce dei convegni sono sostanzialmente dalle 10:30 all'1 e dalle 14, 14:30 in poi, sia dal venerdì alla domenica. E ci sono anche delle manifestazioni, delle regate, ad esempio ha avuto un grande successo, lo possiamo anche vedere dalle immagini, l'esibizione dei cani che portano sicurezza anche alle persone, certo. Poi intervengono quando è necessario. Qua vediamo appunto ecco, la simulazione che è stata fatta, che però effettivamente è toccante perché fa comprendere anche l'importanza di certi interventi. Ce ne saranno altri? Sì, ci saranno ancora i cani di salvataggio indicativamente il sabato e la domenica o alle 11 o alle 14:30, poi è chiaro faranno le valutazioni in base a com'è la situazione dell'acqua e anche quanta gente ci sarà. Beh, indicativamente tra le 11 e le 14:30 fanno quindi riconfermiamo anche questo, che c'era stato anche certo. richiesto, perché poi piace anche ai bambini. Come no, eccetera. Invitiamo poi anche a guardare il sito del Salone Nautico, che è www.salonenauticodivenezia.com, per tenersi aggiornati, perché poi ovviamente trattandosi di manifestazioni, attività organizzate da terzi, possono non subire siamo delle noi variazioni direttamente coinvolti nelle eventuali variazioni. La domenica il sabato e la domenica ci saranno delle veleggiate, Alberto Tuchtan, che è qui con noi, ne parlerà. Insomma. Il programma è molto vasto, il mio suggerimento è di o guardare i giornali o guardare il sito della manifestazione, perché Ma una capatina vale la pena di farla. Sì. Allora, tra appunto i primi eventi, comunque una presenza importante, Veneto Innovazione. Che cosa verrà presentato e qual è quindi l'aspetto su cui voi puntate moltissimo? Beh, è inserito il convegno a cui faceva riferimento adesso chi mi ha preceduto all'interno della presentazione delle politiche legate all'idrogeno. Noi come agenzia della Regione per tutto quello che riguarda la ricerca, l'innovazione, il trasferimento di tecnologia seguiamo e gestiamo l'accordo di programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto. Ricordiamo che Venezia significa anche Marghera, il ciclo del cloro, la chimica, che è un settore che non può essere perso perché è fondamentale di base per tutti gli altri, ma deve essere ripensato in tutte le sue componenti. All'interno di questo ci sono tutta una serie di progetti che riguardano l'idrogeno. L'idrogeno a Venezia è un sottoprodotto dei cicli della chimica di altri settori. Noi stiamo sostenendo l'utilizzo dell'idrogeno come combustibile, detto in senso un po' così improprio, e come fonte di energia secondaria.
Nello specifico abbiamo sostenuto la ricerca e l'esecuzione di un prototipo di un vaporetto che funziona con un motore che va a idrogeno, produce energia elettrica e a sua volta fa andare un motore elettrico. Che era quello un po' che si diceva sarebbe dovuto succedere con gli autoveicoli, no? Che poi sugli autoveicoli però ci sono due tecnologie diverse. Una che è abbastanza similare a questa del vaporetto e un'altra che invece utilizza idrogeno e metano, il che significa che un motore concepito per essere utilizzato a metano può con un'opportuna taratura della centralina elettronica andare anche a miscela metano-idrogeno, a miscele in cui di solito l'idrogeno costituisce un 30%. La cosa che è senz'altro positiva è che le emissioni sono a bassissimo impatto. Infatti. E sappiamo che Venezia ha dei problemi a riguardo per le emissioni inquinanti, per cui questo è anche positivo se si potesse... Che è duplice, poi se posso, perché c'è l'emissione in aria, sono i gas di scarico eccetera, e c'è anche l'emissione in acqua, quindi è un duplice impatto ambientale. Con l'idrogeno si risolvono in gran parte tutti e due, perché il sottoprodotto che esce è acqua. Per cui l'impatto sarebbe bassissimo, ma l'idea è quello di concepire dei sistemi di mobilità, il che vuol dire di andare anche sull'utilizzo dei natanti, prima diceva come un motorino usati dai ragazzi, sì perché no, quindi poterlo produrre e utilizzare su vasta scala. Al convegno, dove ci sono poi importanti anche decision maker, perché ci sarà l'assessore Chisso della Regione, ci sarà l'assessore Bergamo del Comune di Venezia, ci sarà Amalia Sartori che è Presidente della Commissione Europea per l'energia, eccetera. Saranno presenti anche la provincia del Frisia e la città di Birmingham, perché quello che noi stiamo puntando a fare è fare un po' di sana azione di lobby, in maniera tale da diffondere la cultura dell'acqua importando ed esportando metodi, tecnologie, non solo, anche stili di vita, modi di fare, no? in cui il mezzo è visto, anche il mezzo su acqua è visto come tutti gli altri. Prima le chiedo una cosa, c'è una partecipazione della Regione del Veneto in questo? Certo, noi siamo l'agenzia della Regione del Veneto, siamo detenuti al 100% dalla Regione del Veneto, per cui quando noi ci muoviamo è come la Regione. Quindi un ente istituzionale sì. Che quindi per questo tipo di innovazioni investe allora? Noi investiamo tantissimo in lavoro, tantissimo in sostegno, in promozione, in trasferimento di tecnologia, nel reperimento di fondi, siamo dei cacciatori di fondi anche per i nostri centri di ricerca. E quando parliamo di acqua parliamo dell'idrogeno ma anche di tante altre cose, perché l'acqua significa vita, significa ambiente, significa biotecnologie, significa la possibilità di produrre l'idrogeno in forma ancora più pulita, perché per elettrolisi lo si può produrre direttamente dall'acqua. Significa, poco tempo fa, un inventore che è venuto da noi con una interessantissima turbina idrodinamica per la propulsione dei natanti, fatta su varie scale con varie possibilità. Cioè significa veramente tanto, e significa anche la necessità di recuperare la cultura d'acqua che l'Italia ha perso, con tutta una serie di frustate che ci sono state negli ultimi 30-40 anni, l'abbiamo persa. Come anche le vie d'acqua che sarebbero recuperabili, certo. in certo quadro. Ma le chiedo, questa applicazione di questa tecnologia innovativa, ecosostenibile, ecocompatibile, cioè, è anche sostenibile dal punto di vista economico, ovvero questo prototipo, lo possiamo chiamare prototipo, che è già stato sperimentato, è già uscito in mare, insomma, è effettivamente acquisibile, fruibile da una pubblica amministrazione, sì. Non dico dai privati, oppure le chiedo anche da privati, o perlomeno allo stato attuale i costi sì, sono abbastanza elevati?
Allora, è chiaro che quando non si parla di prototipo, chiamiamoli i primi lotti di produzione, le prime partite di produzione sono più costose perché è necessario ammortizzare anche la ricerca che è stata compiuta. Nello specifico noi ne abbiamo finanziata la metà di questa ricerca qua. Quindi ci sono dei costi iniziali, poi quando si va a regime ovviamente questi crollano. Quindi sarà utilizzabile anche Però è utilizzabile anche nella produzione su piccola scala e quindi per natanti non necessariamente adibiti a trasporto pubblico. Ah, perfetto, quindi anche questo è molto importante come aspetto. Dopo torniamo su queste, a vedere oltre altri elementi importanti. Intanto pubblicità, però dopo la pubblicità ci portiamo sugli sport d'acqua, quindi vediamo anche altri aspetti che vengono affrontati al Salone Nautico di Venezia. Tra poco. Rieccoci qui, Salone Nautico Internazionale di Venezia. Eliana Argine, allora sport che naturalmente coinvolgono tantissime persone, sport anche particolari. Voi avete dato delle dimostrazioni in acqua di che cosa si può fare e dei risultati che possono essere conseguiti. Sì, infatti siamo stati invitati a organizzare una gara di SUP, che è l'acronimo, per chi non lo sapesse ancora, di Stand Up Paddleboard, che è un nuovo sport d'acqua che si pratica con una tavola un pochino più grande di quella da surf. O quelle da surf di una volta, sì, magari. Esatto, ecco. Più un longboard, più una tavola molto più lunga, più pesante, ma sulla quale si riesce a stare in piedi e con l'aiuto di una pagaia si riesce a pagaiare, a procedere. Quindi. Una pagaia bella lunga allora? Sì, una pagaia lunga con un solo blade, una sola pala, non come quella da kayak per intenderci. Ecco, qui li stiamo vedendo. Sì, ecco, ci vuole il mare fermo. Sì, ecco, noi appunto abbiamo anche un pochino questa cosa della lotta contro il moto ondoso di Venezia, perché paghiamo molto spesso dentro la città. Il Surf Club Venezia è presente proprio dentro il tessuto urbano con manifestazioni. Una volta all'anno abbiamo, ormai questo è il 4º anno che organizziamo un grosso evento che si chiama Surfing Venice, che appunto vede 100 surfisti o paddlers, chiamiamoli anche paddlers, sfilare lungo Canal Grande tutti insieme proprio per una grande festa dell'acqua, del mare, un ritrovo per tutti quanti, ecco, a Venezia. Ma il lancio di un nuovo sport, da dove viene, come mai questa idea? Beh, allora, questo sport in realtà non è poi così nuovo, nasce nelle Hawaii, ovviamente, come oddio, surf però con le onde che ci sono. Sì, con le onde grandi delle Hawaii, infatti, proprio per un'esigenza dei maestri di surf, di seguire i propri allievi anche sulle onde, stando in piedi però sulla tavola, perché il surf, essendo piccolo, non consente di stare in piedi da fermi, soltanto in velocità sull'onda, cavalcando l'onda. E quindi questi maestri hanno iniziato ad uscire nelle onde grandi con queste tavole più grandi in modo da stare in piedi, pagaiando e quindi seguendo gli allievi. Da lì poi è nata tutta una rivoluzione anche di queste tavole, un'innovazione, una nuova tecnologia, e molti brand si sono buttati e hanno fatto, c'è un business grandissimo adesso attorno appunto a queste nuove tavole da surf, da stand-up paddleboard, da SUP noi le chiamiamo. E appunto basti considerare che soltanto negli Stati Uniti l'anno scorso sono state vendute in California più di 11.000 tavole da paddle e questo si parla quindi solo sta del prendendo mercato. piede anche nel nostro paese? Sì, in punto. Italia noi siamo molto conservatori, specialmente a Venezia, quindi sì, a noi piacciono le tradizioni e comunque sta prendendo piede anche in Italia. L'Italia è il paese d'acqua per eccellenza. Appena questa cosa verrà un po' più conosciuta, prenderà un po' più piede, tutti quanti avranno una tavola sicuramente da SUP per poter affrontare laghi, ma la nostra laguna è perfetta, anche i nostri mari che non presentano queste grandi mareggiate o comunque dove il surf italiano non è sicuramente paragonabile a quello australiano o di altri punti del mondo, però appunto la nostra abbondanza di acque
acque, bacini acque, laghi, consente appunto... Ma per curiosità, lei lo pratica? Sì, assolutamente immaginavo. sì. Allora, come si scivola su questa tavola? È complicato? Una volta, cioè che tipo di muscoli si muovono? Così anche, non so, cerchiamo di incuriosire chi ci ascolta, gli sportivi. Io sono anche istruttore qualificato ISA, International Surfing Association, e proprio organizzo dei corsi all'Isola del Lido di Venezia di SUP. È molto facile imparare, sono aperti a tutte le età, sia dei ragazzini... La stabilità è quella della tavola da surf o più stabile? Molto più stabile, diciamo già alla prima ora posso garantire a chiunque di stare in piedi sulla tavola e pagaiare e venire a farsi una passeggiata con me, già dalla prima ora, proprio è godibilissimo, è molto facile da imparare, non serve una grande attrezzatura, la si può noleggiare o comunque noi alla scuola abbiamo l'attrezzatura necessaria per... Ecco, quella è la tavola. Esatto, questa è una tavola per esempio da race, è una tavola molto più affusolata, più adatta per la corsa in questo caso. Poi ci sono tavole che sono un po' più arrotondate, un po' più comode diciamo per il cruising e che si chiamano all-round, proprio per la loro forma arrotondata. Vediamo che l'esercizio esiste. Sì, l'esercizio fisico, ecco, il SUP c'è una cosa di bello, ognuno mette quello che ha nel SUP, o la forza che hai, metti quella che hai, non serve essere grandi campioni, non serve essere grandi atleti per affrontare il SUP, chiunque può iniziare da subito e pian piano poi a seconda del tempo, della passione, di quello che uno ci vuole mettere ci mette. L'età? L'età, allora, ecco, per pagaiare a Venezia io su questo, appunto ricollegandomi al discorso della sicurezza, faccio corsi, sì, ma per i ragazzi sopra i 14 anni dentro la città di Venezia e dentro la laguna, e altrimenti per i bambini basta saper camminare e si sta anche in piedi su una tavola, ecco. Beh, questa è un'idea, un suggerimento per lanciare anche così qualcosa non solo di per diverso, i bambini, ma soprattutto per gli adulti. Adesso viene usata anche come riabilitazione, proprio in centri specializzati, quindi ha molti utilizzi, ecco, questa tavola. Anche in piscina viene usata per il fitness, per lo yoga. È molto comoda e molto godibile proprio a 360 gradi. Ecco. Chi ama l'acqua è il mezzo ideale per affrontare l'acqua. Ecco. Vedi che bei suggerimenti, in completa sicurezza. Che uno magari neanche viene a saperne. Sì, sì. Alberto Tugtan, e invece voi parlate di qualcosa dove è necessaria invece la vela, no? Sì, passiamo dall'idrogeno al vento. Dall'idrogeno al muscolo al vento, abbiamo un po' tutto quello che però comunque si parla sempre di ecosostenibilità. Sì, dico due parole sul meteor sharing che fa sì che una piccola flotta di imbarcazioni venga messa a disposizione di un pubblico anche molto vasto, quindi per tutte le età. Il Meteor è una barca di 6 metri, quindi se vogliamo un anello di congiunzione tra le derive, tipiche imbarcazioni piccoline, utilizzate nella laguna di Venezia, e una barca d'altura perché ha il bulbo, perché è molto sicura, inaffondabile, eccetera, eccetera. Per barca d'altura a vela? A vela. Con il Meteor c'è gente che è arrivata in Grecia, sempre costeggiando, quindi il massimo della sicurezza, ma sia sui laghi che sui mari è una barca che non ha paura di niente. Pur essendo un disegno di Van de Stad, quindi fine degli anni 60, ce ne sono circa 1 migliaio in tutta Europa, perché alcuni laghi della Svizzera, dell'Austria, eccetera, in Croazia, in Slovenia, ce ne sono, non tantissime, circa, ripeto, 1 migliaio in tutta Italia, in cui una discreta fetta, quindi un 10%, e anche di più, si cimenta in delle regate monotipo, quindi tutte barche uguali, e questo ci consente, oltre alla visibilità e alla presenza sul territorio, anche di organizzare, come abbiamo fatto a Chioggia, dove c'è una ricca base di sostenitori e di meteoristi, abbiamo organizzato anche il Meteor Rosa, che è una manifestazione dedicata solo a equipaggi femminili, in cui c'erano presenze da tutta Italia, quindi dall'Europa, una pianista svizzera piuttosto che una francese. Quindi lì l'abilità, essendo le imbarcazioni tutte uguali, certo, è proprio individuale, cioè quindi riuscire a sfruttare al meglio il vento e le potenzialità del mezzo. Assolutamente sì, diciamo quello che succede alle Olimpiadi, perché corrono comunque su tutte barche uguali. Poi nei vari campionati in giro per il mondo le barche non sono
sempre tutte uguali, eccetera, quindi cambia proprio la logica. No, noi perseguiamo il monotipo. Se è Meteor, meglio, ma anche se sono barche come quelle che useremo sabato all'interno del Salone Internazionale di Venezia. Perché farete una Sì, abbiamo partecipato con il Circolo Velico Casanova proprio all'organizzare questa regattina con delle derive, tra cui Trident, anche questi molto diffusi, che non hanno nessun problema per il pescaggio, per il basso fondale che c'è appunto all'interno della laguna. Che è quello il limite praticamente, non ci sono tante barche a vela al Salone proprio per questo tipo di problema. Noi ne abbiamo collocate un paio, per esempio una barca gialla in concomitanza con la porta gialla e un'altra nuova all'interno del nostro stand. Mi hanno infatti richiesto molti avventori, chiamiamoli locali, velisti, proprio se esiste anche il Meteor a deriva mobile e la risposta è stata assolutamente sì. E quindi a breve, per uscire da zone dove c'è poco pescaggio, sia sui laghi che sono soggetti a grossi sbalzi di fondale, sia nella laguna Venezia, a cui io tra l'altro appartengo come nascita, in cui appunto con il Meteor a deriva mobile riusciamo anche a ovviare a questo tipo di problema. Insomma. Ma voi li date a disposizione, questo cioè vengono presi a noleggio? Sì. O vengono... Sì, ecco, proprio abbiamo così beneficiato di questa parola condivisione, quindi sharing, in cui proprio si riesce in molti casi ad ovviare al grosso problema della nautica o in generale o della vela. Cioè le imbarcazioni a vela, a motore sono in massima parte sempre fermi, era speriamo che cambi, uno status symbol. Noi come Meteor Sharing riusciamo a farle utilizzare queste barche, un mese la usa un cliente, un mese la usa un socio, un altro mese la usa la scuola e si riesce anche a partecipare a manifestazioni internazionali quale la Barcolana, dove la classe Meteor tra l'altro è l'unica all'interno di tutte le imbarcazioni, che sono più di 2000, che ha avuto il suo riconoscimento proprio di classe. Ah, addirittura, sì. Quindi questa è una cosa... Forse dipende anche dal fatto che casualmente, ma non è tanto un caso, la Barcolana ha 45 anni di vita, quest'anno arriviamo alla 14ª edizione, e il Meteor ha gli stessi anni. Quindi c'è sempre stata una simpatia fin dall'inizio. Praticamente sì. Per quanto riguarda le condizioni di mare con cui può uscire un'imbarcazione di questo tipo e anche la capacità delle persone, perché abbiamo anche esordito dicendo attenzione, ci sono delle regole da rispettare, norme prudenziali, di conoscenza, ci sono imbarcazioni a motore per i quali è richiesta una patente nautica, altre invece che possono essere prese appunto sharing senza patente nautica, poi però parli con gli addetti ai lavori della sicurezza, ai quali i capelli si rizzano perché dicono noi dobbiamo consumare il nostro tempo e le nostre energie a salvare chi incappa poi in rischi e pericoli. Sono d'accordo con te, in montagna come in mare non c'è mai abbastanza prudenza. Sono dei corsi propedeutici? Sì, poi in realtà è una barca molto conosciuta, utilizzata in quasi tutte le scuole a vele e a monte di un noleggio, di un prestito d'uso di questa imbarcazione c'è sempre un'uscita propedeutica che viene fatta dai nostri istruttori, in cui si va a verificare la competenza, l'esperienza e la padronanza del mezzo. Dopodiché è veramente quasi una deriva, perché comunque non ha paura di mare grosso, non ha paura del vento, eccetera, ed è una barca a vela, quindi col vento riesce, dove magari una barca a motore può avere delle difficoltà, riesce comunque sempre a tornare a casa. Ecco, questo è l'obiettivo. È l'obiettivo fondamentale. Ecco, tutte queste iniziative, proprio una battuta, poi andiamo in pubblicità, Mauro Poletto, sono importanti e propedeutiche a dare un messaggio anche di grande accessibilità. No? Sono fondamentali. Il Salone Nautico di Venezia ha come focus la piccola e media nautica e la barca primo acquisto, o più in senso ampio una nautica a misura d'uomo e l'avvicinamento della gente alla navigazione e al diportismo. Per questo motivo le attività sportive sono fondamentali, perché rappresentano il primo step, il primo passaggio per moltissime persone per avvicinarsi poi all'acquisto della barca o anche all'acquisto di barche più grandi. E, oltretutto noi abbiamo come sede di manifestazione un parco, quindi puntiamo moltissimo anche sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto ricordiamo il Parco San Giuliano a Mestre. Sì, il Parco San Giuliano che è una sede diversa rispetto alle sedi degli altri saloni che si svolgono nelle fiere o nelle zone portuali, pensiamo al Salone di Genova. Il Salone di Venezia si svolge in un parco
e siamo orgogliosi di essere in un parco, è uno dei motivi che ci distinguono a livello nazionale e per certi aspetti anche internazionale, perché una manifestazione su un parco è abbastanza innovativa come manifestazione. Il rispetto per l'ambiente, per la sostenibilità, per l'approccio sano alle passioni e l'approccio salutare anche alle passioni connota la nostra manifestazione, quindi evidentemente lo sport è parte integrante di questo salone. Perfetto, qua vediamo infatti la pagina del sito da visitare dove ci sono anche tutti quanti gli eventi. Torniamo a parlare di questo subito dopo la pubblicità, tra poco. Allora, siamo verso la conclusione, però vogliamo un po' ricordare gli aspetti salienti, un po' andare anche ad approfondire. In un momento economico particolarmente difficile, di stallo, in cui a sacrificare è principalmente innovazione tecnologica, ricerca, eccetera, il fatto che comunque come ricerca, come innovazione, come presentazione di nuovo prodotto e soprattutto di rispetto dell'ambiente, che è un altro aspetto che in questo momento viene meno in un'ottica di diverso tipo. È importantissima la vostra iniziativa, la vostra presenza e il fatto che si creda in questo e si investa anche economicamente, no? Mi sembra in questo momento ben preciso, forse qualche altro anno fa magari risuonava diversamente. No, beh, in realtà è frutto di anni di costante, di tenace lavoro. Ci sono alcuni aspetti che devono essere superati, per esempio dal punto di vista normativo. Noi insieme al nostro partner che è Hydrogen Park, in cui sono presenti tutte le più importanti aziende di settore, Eni, Sapio, Syndial, per cui colossi, su questo stiamo lavorando, anche perché è proprio in questi momenti che bisogna investire di più nella ricerca e nell'innovazione. Bisogna stare attenti a non buttare via i soldi. Per esempio questo prototipo di vaporetto è costato 1.850.000 euro, noi la Regione del Veneto ne ha messi la metà, quindi 925. Però le possibilità di ricaduta in termini di produzione e di ambiente sono notevoli. Ogni riduzione dell'impatto ambientale significa una riduzione dei costi nella, diciamo così in modo volgare, nella pulizia o nella purificazione. Quindi sono investimenti altamente produttivi. Con Hydrogen Park stiamo lavorando a tutta una serie di altri progetti che saranno interessanti e che riguarderanno la mobilità. Dopodiché l'acqua a volte è sottovalutata, giustamente significa i fiumi, significa i laghi, noi stiamo pensando un po' a tutto. Anche perché poi siamo letteralmente una terra d'acqua, cioè è inutile negarlo, certo. Godiamo di benefici che altre L'invito nazioni. della provincia della Frisia che viene a parlare a questo convegno è perché loro parlano di mobilità sui laghi e sui fiumi, perché non sono sul mare. E quindi cerchiamo di ampliare questo concetto, proprio perché diventa un vettore turistico. Pensiamo a chi affitta le houseboat per navigare sui fiumi in Francia, piuttosto che mentre qua da noi si fa poco o niente. Bravissimo, perché si è arrivati a questo punto? Perché girando il mondo, andando in paesi anche più poveri di noi, che però stanno crescendo notevolmente, non hanno lasciato, anzi hanno continuato a investire nelle vie d'acqua in modo importante, sia sotto il profilo commerciale che turistico, operativo e quant'altro, e invece nel nostro paese si sono lasciate col tempo perdere. Per assurdo gli antichi le utilizzavano, le sfruttavano in modo mirabile e da noi si è lasciato perdere. Per quale ragione? Adesso si pensa, da qualche anno si ributta la palla, recuperiamo, le cerchiamo, vediamo. Perché si arriva a questo? Ma si possono fare facili battute. Ad esempio lo strapotere in termini di politica e di lobby della Fiat, per cui si è privilegiato la gomma nel nostro paese a discapito dell'acqua, a discapito della rotaia e di altri mezzi alternativi. In realtà poi le cose non sono così semplici, è tutto un sistema di concause. Il fatto che prima sorridevo quando diceva il discorso che con la vela torniamo sempre in porto, è un sistema sicuro.
Sì, ma c'è anche un altro aspetto con la vela, che è il piacere della vela, il piacere del vento, sono i rumori della vela, sentire la vela quando batte colpita dal vento, sentire lo sciabordio dell'acqua che a volte il motore cancella. Ma noi, che pure vantiamo alcuni fra i più bei cantieri navali, sia dalle grandissime navi condominio che solcano gli oceani con i casinò eccetera eccetera, fino alle barche anche quelle tradizionali, abbiamo sempre considerato la barca e la mobilità d'acqua come un lusso, come un qualche cosa che era segno di ricchezza. Per cui abbiamo cominciato ad avere le tasse che gravavano sui mezzi d'acqua in maniera pesantissima fin dagli anni 70, e questa è stata una follia, veramente un'autentica vaccata che hanno fatto. Dopodiché, proprio per il discorso gomma vista come sistema imperante, noi non abbiamo mai pensato anche al trasporto locale fatto via acqua. Infatti quello che bisogna in qualche modo recuperare. Certo, i collegamenti fra un Questo porto potrebbe essere un po' un nuovo avvio, diciamo così. Speriamo, auspichiamo. Ci adopereremo perché questo avvenga. Ecco, siamo speriamo. tenaci noi. Bravissimo, Brave carogne. almeno in questo crediamo. Mauro Poletto, siamo proprio in chiusura. Che messaggio possiamo dare ulteriormente? Questo è importante, è un aspetto anche che poi sia presente anche a Salone Nautico, questo tipo di aspetto di innovazione e di ricerca è strategico. Gli sport d'acqua abbiamo visto una grande apertura, e per il Salone Nautico cosa vuole essere? Pochi numeri per dare un po' l'idea di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una manifestazione che ha 250 marchi di imbarcazioni, di accessoristica in esposizione, 80.000 metri quadri di superficie espositiva lorda, 360 metri di pontili di area mare con circa 40 imbarcazioni esposte, una manifestazione che nel primo weekend ha fatto tra i 15.000 e i 20.000 visitatori, e probabilmente ne farà altrettanti se non di più nel secondo weekend, quindi una manifestazione che continua a distinguersi e che si rivolge agli amanti della nautica evidentemente, ma anche alle persone che vogliono farsi una gita in un bel parco vicino a Venezia, sullo sfondo della laguna Veneta, i palazzi veneziani, e un'occasione perfetta per stare anche con i figli e con i propri cari, anche se non si è particolarmente interessati ad acquistare un'imbarcazione. Quindi una fiera in tutto e per tutto, un punto di dibattito, ma anche un'occasione di piacere e divertimento. Un auspicio per entrambi, una battuta. Ma sì, io sono molto contento anche dei numeri espressi da Mauro. Mi auguro che il tempo ci dia una mano, perché assolutamente le previsto previsioni. Bellissimo, quindi, esatto. Quindi non ci sono problemi. Quindi ben venga. Lei? Sicuramente la mia battuta è: il mare vince sempre. In questo caso vince perché è riuscito ad unire diversi aspetti proprio legati al mare e alla navigazione, quindi lo sport, la vela, il motore e l'innovazione soprattutto. Quindi anche possibilità occupazionali, di lavoro, ma anche di tempo libero, quindi abbiamo fatto il top. Benissimo, io vi ringrazio i nostri interlocutori, e voi come sempre di averci seguito. Non perdete quindi quest'ultima occasione, quest'ultimo appuntamento di questo fine settimana vicino al mare, perché no, anche sul mare, perché ci si può anche cimentare. Grazie.